Si è conclusa tragicamente la vicenda dell'uomo di 56 anni, residente a Udine, di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. Si è sperato fino all'ultimo che la vicenda terminasse con il lieto fine. Alle 14 di oggi tutto è stato chiarito, purtroppo in negativo. Il suo corpo è stato notato fiorare dalle torbide acque del canale Ledra a 150 metri dal punto in cui è stata ritrovata la sua bicicletta abbandonata. Dopo le ricerche effettuate nella giornata di ieri da parte dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai colleghi del nucleo sommozzatori giunti da Venezia senza esito, causa l'oscurità sono state sospese e riprese oggi all'alba. Si è battuto in lungo e in largo il canale fino a quando il corpo, riempito d'acqua, è apparso all'improvviso davanti ai soccorritori. Ora aspetterà agli inquirenti chiarire le esatte dinamiche. Tutte le piste sono al vaglio, dalla tragica fatalità al gesto estremo. La salma, una volta recuperata e portata a riva, è stata ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria.